Buonasera a tutti, ben ritrovati, sono contenta di essere qui anche questo venerdì in vostra compagnia per una diretta sulle Sibille. Vediamo di rispondere non la settimana scorsa, la volta scorsa perché ci siamo trovati martedì, ho trattato di nuovo le Sibille, ma non la radiestesia interattiva come in genere faccio di martedì, ma c'erano molti che mi hanno scritto, tante domande sono rimaste senza risposta per questioni di tempo, dunque vediamo se le persone a cui non ho avuto modo o tempo di rispondere martedì, se vogliono, possono appunto rivolgermi le domande oggi. Ciao Tiziana, buonasera. Buonasera. Vediamo mano a mano se si aggiunge qualcuno, se ci raggiunge qualche amico del canale. Nel frattempo vi ricordo, come sempre, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano che ci sta salutando in questo momento. Buonasera Marietto, iscrivetevi anche al mio canale, che è sempre un piacere, il vostro sostegno è uno sprono ad andare avanti. Vi ricordo che in questa diretta potete approfittare per farmi una domanda a cui risponderò con le Sibille. Se volete potete farmi la domanda dal vivo al telefono chiamandomi al 347 8702 622, altrimenti potete scrivere la domanda nella chat che è sempre attiva durante la diretta. Perciò chiedete pure. Sì, certo Tiziana, se hai il nome e la data di questa tua amica puoi chiedermi assolutamente, sì. Vi ricordo comunque che potete chiamarmi anche al cellulare 347 8702 622. Bene, allora le Sibille sono qua, io sono pronta, vediamo le domande che arrivano. Spero che abbiate trascorso questi ultimi giorni serenamente. Vi ricordo comunque che abbiamo dei gruppi social nei quali ci incontriamo tutti i giorni. Bene, allora Tiziana Visettini, cosa prova Stefano? 11 maggio 79 per Silvia, 21 novembre 79, va bene. Allora. Allora, vediamo il taglio. Ops. Allora, il taglio, secondo me, ci vuol dire che qualcuno non parla bene della tua amica a questo ragazzo. Vediamo cosa viene. Allora, vedo che è un amore un po' contrastato. Sicuramente sono un po' fermi questi due qui. C'è un periodo di lontananza. Vedo, scusa, qua non viene ripresa, ma c'è la carta dei sospiri che indica sempre che la persona che amiamo, o comunque la situazione sulla quale puntiamo, o ciò per cui stiamo chiedendo un esito, è comunque lontano in questo momento. Dunque, diciamo che è una situazione un po' particolare dove sembra che stiano un po' pesando e pensando quale sia la cosa più giusta da fare. Lui è probabilmente un uomo capace, molto in gamba, ehm, però non mi sembra che abbia le idee chiarissime, è probabilmente un po' confuso riguardo al suo futuro e anche ai suoi sentimenti, è possibile. Vedo che comunque, vedi, vedovo, morte, militare, è possibile che questo uomo nasconda un segreto e che probabilmente ci sia di mezzo un'altra persona. Ad ogni modo, più avanti, anche avranno intimità e si chiariranno, però
è come se avessero delle incompatibilità di carattere. Non è che manca il sentimento, ma il sentimento che all'inizio c'era e poi è andato trasformandosi, o comunque andrà trasformandosi, anche perché non c'è molto intendimento fra loro. E poi è probabile che forse lui, non so, ma sembra che ci sia di mezzo ancora l'ombra del passato. Dunque, forse la tua amica fa meglio a guardarsi intorno. Vediamo, Daniele, allora, vediamo la domanda di Liliana. Daniele, 22 novembre 55, Lorella, 27 agosto 73. Il rapporto fra loro. Allora, vediamo Liliana. Buonasera Vincenza. Allora, l'amore c'è, ma porta un po' di lacrime. Non è un amore semplice. Allora, vediamo se riesco a far riprendere meglio. Questo rapporto è un po' come dire, lascia un po' di momenti di attese. È come se per vedervi fosse necessario ogni volta fare un viaggio, cioè incontrarsi di proposito, imporselo, anche contrastare delle situazioni magari che sono al di là della vostra volontà, ma che comunque con impegno e molta determinazione riuscite a compiere e a fare appunto, questi cambiamenti, questo che serve insomma per vedervi, e state anche bene quando vi vedete. C'è però una situazione particolare, forse non so se c'è di mezzo un altro rapporto o un qualcosa che comunque è lasciato alle spalle, però è motivo di pensieri e anche di doversi impegnare un po' di più. Non è una cosa che scivola via facile. Nonostante ciò, vedo che c'è anche una situazione di lavoro nel mezzo, ma in futuro, tra non molto, dovrebbe cambiare qualcosa. C'è proprio come se fosse un nuovo inizio, forse verrà comunicato qualche intenzione migliore, qualche cambiamento, sarà un'occasione da cogliere al volo. Comunque lui direi che è innamorato, forse un po' geloso, forse non è tanto sicuro di te o di questa persona per la quale mi hai chiesto di guardare. La vede giovane, la vede vulnerabile, però le vuole bene. Sì, le vuole bene. Allora, andiamo avanti. Allora, Marietto, in febbraio dovrei fare un viaggio in Piemonte, come andrà? Vediamo il viaggio in Piemonte. Vi ricordo che se volete potete chiamarmi al 347 8702 622 fino alle 21, io vi rispondo in diretta, altrimenti potete approfittare della chat come state facendo peraltro. Allora, il viaggio con queste carte penso che parlino da sé, sicuramente da leggere in chiave positiva. Stanza e amore indicano anche una grande passionalità che si consumerà in quel viaggio. Vediamo un pochino.
Mh. Allora, devo dire che è molto ostacolato, molto difficile, riuscire a organizzare questo viaggio. Sembra un po' che debba essere fatto un po', facendo attenzione anche a non farlo sapere, non particolarmente, ecco, anche se lo stai chiedendo su una cosa pubblica, però di per sé il viaggio dovrà essere considerato un momento intimo, comunque un qualcosa di che va tenuto nascosto. Comunque qualcosa che è atteso, molto desiderato e che ha un che anche di questioni lavorative. Sarà un viaggio che sicuramente ti metterà alla prova e che richiede il superamento di un ostacolo, però come vedi, c'è, prigione e ladro e dunque, come dicevo prima, va tenuto nascosto, è un qualcosa che non potrai parlare degli esiti di questo viaggio, o comunque sarà qualcosa che dovrai tenere per te. Di per sé il viaggio andrà bene, ci sarà comunque un dispiacere, probabilmente, il fatto che è un viaggio che come ha un inizio, ha una fine. Bene, vediamo la prossima domanda. Allora, vado su che mi sono persa qualcosa, dunque Anna. Anna che vuole sapere cosa prova Bruno 15 marzo 87. Cosa prova per Anna? Allora, vediamo cosa prova Bruno per Anna. Allora, fortuna e speranza. Devo dire che è una chiave di lettura positiva per per questa stesa. Allora Anna, Bruno in passato avete sicuramente cominciato con l'occasione, con qualcosa che aveva a che fare col lavoro, a incontrarvi e insomma era un po' come un cogliere dei momenti, ed era piacevole anche parlare, cioè è stato un qualcosa che ehm, era molto positivo, vi faceva sognare a entrambi. Al momento, sembra che ci sia la possibilità di un qualcosa di più importante, perché c'è la carta dell'Imeneo, la casa, l'allegrezza e la gelosia. Direi che, se dovessi dire cosa prova lui per te, sicuramente, potrei dire che, per lui è bello, è piacevole stare con te e sicuramente ha, un interesse nei tuoi confronti, ti sente come una persona familiare, qualcuno che, vuole avere vicino, anche se è possibile che lui sia dibattuto, vedi, che lui sia dibattuto anche dalla presenza di un'altra persona. Ehm, Ad ogni modo, all'inizio o comunque nei prossimi tempi lui resterà dov'è. Non so dove che sia, ma non è accanto a te in questo momento. Ma più avanti ci sarà l'occasione di un incontro che potrà essere fortunato, perché comunque, da cosa vedo, lui ha il pensiero verso di te, ok? Lui ti pensa e sicuramente ci sarà un'occasione per voi. Bene, proseguiamo. Maria Antonietta, volevo sapere se Andrea, 6 aprile 88, lascerà il suo lavoro per andare all'estero. Vediamo.
Allora, vediamo un po' il taglio. La notizia è positiva, è possibile che lui abbia una buona notizia in arrivo e che riguarderà proprio una realizzazione sua personale. Allora, io non vedo un viaggio, non vedo uno spostamento, però è possibile che lui abbia atteso una sua occasione in questo senso e che in qualche modo, forse una persona più grande di lui gli debba dare una risposta in questa direzione. Però quello che vedo è cioè non vedo uno spostamento, ma vedo comunque un successo per il suo lavoro, un successo anche proprio presto, cioè siglerà un accordo, o comunque gli verrà sottoposto un accordo abbastanza vantaggioso proprio sul lavoro, che sarà un'occasione da cogliere al volo e, e che probabilmente gli permetterà anche di costruire qualcosa. Vedi, sono molto positive le carte, anche se appunto è possibile che sia un cambiamento che non avverrà in modo ufficiale da subito, ok? Però l'esito è più che favorevole, ma proprio direi proprio positivo per lui. Allora, ti ripeto, il viaggio non lo vedo, però vedo comunque una bella realizzazione per Andrea. Vediamo avanti. Mirella, in settembre dovrei fare un viaggio estero, come andrà? Allora, Mirela. Ricordatevi per favore di mettermi la data quando mi fate le domande, il nome e la data, perché se no io non è detto che poi sia attendibile e per me è un aiuto poter raccogliere la scia energetica giusta. Allora, Mirela Aurora, un viaggio in settembre, vediamo come andrà. Allora, sospiri, vecchia signora. È un qualcosa che aspetti da tempo tu, eh? E in effetti dovrai aspettarlo ancora, visto che settembre non è proprio dietro l'angolo. Allora, vai a incontrare per caso qualcuno? Perché se vai a incontrare qualcuno, la prima linea è molto positiva. È sicuramente un qualcosa che è in embrione, un progetto di cui stai parlando e che ti avvicinerà a una persona. Magari il pretesto può essere lavorativo, però sarà anche possibilmente una questione sentimentale, è possibile anche che tu ti sposti per far nascere qualcosa di nuovo, magari proprio per costruire una famiglia o per avere appunto l'occasione, la possibilità di costruirla. Dunque stai lavorando per il tuo futuro e stai mettendo le basi per quelle che pensi, per quello che desideri e sogni sia il tuo futuro. Al momento però, o comunque il viaggio non sarà facilissimo, non subito, all'inizio avrai parecchi ostacoli e molte difficoltà, probabilmente saranno anche di natura economica, non subito sarà facile realizzare una sicurezza economica, però vedo che le cose avranno un'evoluzione positiva, ci sarà la possibilità di scegliere anche fra più cose e di avere un confronto, un colloquio con qualcuno anche utile, anche importante. Attenzione perché non so cosa succederà, però vedo che è probabile che ci sia qualcosa di poco piacevole collegato a una ragazza, forse a un'amica o una figura eh, a te vicina che comunque ti dà una mano e alla quale dovrai stare accanto.
è possibile appunto che sia così. Comunque il viaggio di per sé, sarà valido. È come se, vedi, sarà una conferma, una realizzazione che sebbene richieda tempo, pazienza e costanza, comunque sarà positiva. Ovviamente avrà i suoi momenti di alti e bassi e forse qualcuno non sempre sarà gentile con le parole nei tuoi confronti, forse considererà il tuo passo un po' una follia, no, un passo azzardato, però, in realtà tu hai le idee chiare su quello che ti aspetti che ci sia con quel viaggio. Spero di averti risposto, cara Mirela. Vado avanti. Silvia, vorrei sapere qualcosa riguardo la mia situazione sentimentale. Silvia Menel, mi auguro che sia il tuo nome vero perché altrimenti non mi hai dato né una data né niente e vado un po'. Vediamo cosa dicono le sibille. Allora, la situazione sentimentale di Silvia. Ciao Kat, leggo adesso che mi hai scritto ciao, scusami, anche Valeria, buonasera, buonasera Lady Esoteria. Allora, vediamo la situazione sentimentale di Silvia. Allora, fortuna domestico. Allora, secondo me c'è già qualcuno vicino a te, un uomo bruno, molto ben disposto nei tuoi confronti, che ti dà una mano, una persona presente. Allora, diciamo che in passato, la situazione era un po' ferma e, forse, hai passato tanto tempo a parlare con un'amica di qualcosa, che è fermo, che o era fermo, e che probabilmente non eri riuscita a superare. Dunque questa amica ti è stata molto vicino e, ti ha aiutato a, guardare di nuovo al futuro con occhi nuovi e a rimboccarti le maniche. Al momento vedo che comunque c'è accanto a te una persona che si prende cura di te e, se ancora non è, come dire, la persona del cuore, se ancora non si è confidata, comunque o non ha manifestato in modo aperto il suo interesse, oppure è presente ma non è un tipo di molte parole, comunque è una persona che ci tiene molto a te, è molto, anche molto geloso di te, ma magari non lo ammette facilmente. Ad ogni modo, ci sarà sicuramente un cambiamento di cose, che porterà un miglioramento, porterà un'occasione, un dialogo in più, però all'inizio, magari non vorrete ufficializzare, la relazione o la situazione perché non sarete nelle condizioni di renderlo pubblico. Però vedo comunque, che dal punto di vista sentimentale, se ti ripeto, se ancora una persona non si è fatta avanti, è possibile che si farà avanti. Comunque tu te lo aspetti un pochino, che qualcuno, si vede che nell'aria c'è già qualcosa. Allora, andiamo avanti. Allora, Vincenza, vorrei sapere perché ho dei problemi alle ovaie. Ah, mi arriva il ciclo, ok. Allora, diciamo che io non è che amo parlare delle questioni legate alla salute, poi con Sibille è un po', insomma, direi che magari affidarvi alle Sibille per questioni di salute non è proprio una cosa saggia. Per gioco ti do una risposta con le Sibille, ma lungi da me sostituirmi a qualsiasi parere medico, ok? Mi raccomando, se hai veri problemi vai da un vero dottore, ok? Vediamo comunque cosa dicono le sibille. Allora. Beh, in effetti anche le carte ti dicono di andare a trovare un dottore.
Beh, non è nulla di serio da cosa vedo. Ti ripeto, comunque un controllo fatelo, una visita falla, però non c'è nulla di particolare. Forse stai entrando in una nuova fase della tua vita e qualcosa sta cambiando, ok? E magari ho un risentimento di tipo emotivo, un blocco che si ripercuote a quell'altezza, oppure c'è proprio in atto una trasformazione, qualcosa, magari non so la tua età, però magari ti stai preparando per una fase della tua vita un po' diversa, ok? Non so se stai entrando in menopausa o qualcosa del genere, però in effetti non vedo un problema serio, quello che è risolvibile, ok? È comunque una trasformazione, un cambiamento. Ok, andiamo avanti. Vediamo Lady Esoteria. Vorrei sapere quale sarà un evento bello che mi capiterà nel prossimo futuro. Grazie. Marina, 21 giugno 67. Speriamo di dirti qualcosa di bello. Allora, un evento bello. E quale? Marina, 21 giugno 67. Allora, il taglio ti dice di portar pazienza, eh? Allora, con un po' di fatica, anche se non ci sono carte bruttissime, anzi ci sono delle belle carte, ma sono accompagnate da carte meno positive, come per esempio il vedovo accanto alla carta dell'amore, la fortuna accanto alla prigione. Dunque ci sono delle situazioni di stasi ed è possibile che tu incontrerai una persona che però è bloccata e ferma su un'altra situazione. Dunque dovrai avere un po' di pazienza perché questo personaggio, questa persona poi si innamorerà di te o comunque si renderà conto del sentimento nei tuoi confronti e da lì un po' le cosine cambieranno. Però ecco, se c'è un evento che sarà positivo per te, sarà sicuramente legato alle questioni sentimentali. Ci sarà sicuramente una persona con la quale avrai una grande intesa anche a livello fisico, ma che non sarà disponibile subito. Però con un po' di pazienza è possibile che poi le cose cambino, anche se devo dire che il rapporto inizialmente sarà un po'. È la serata delle cose nascoste questa, non è la prima che mi viene fuori. Comunque, per te c'è l'amore prossimamente su questi schermi. Allora, andiamo avanti. Buonasera Iena. Allora, faccio l'ultima perché sono le 20:59. Monica Bianco, buonasera, posso sapere se troverò un uomo che mi ama? Ricordatevi di mettermi la data, perché io senza data non è che vi posso tanto. Vabbè, Monica Bianco, sperando che sia il tuo nome e cognome, vediamo se trovi un uomo che ti ama nel prossimo periodo. E poi non è che se non lo vedo adesso non c'è mai, è possibile che non vedendolo adesso non ci sia soltanto nel prossimo periodo, oppure che ci sia e vediamo insomma cosa ci dicono le sibille. Allora, il taglio è positivo perché abbiamo allegrezza al cuore e gran consolazione. Dunque, se è un qualcosa che stai aspettando da un po', avrai qualche cosa positiva. Allora, sì, l'uomo che ti ama c'è, sarà più avanti e sarà più grande d'età. Ok? Più avanti
nel tempo e più grande d'età. Non sarà subito, non è nell'immediato, perché se anche c'è qualche cosina non è niente di che per ora, ma più avanti ci sarà, ok? 6 mesetti, un po' di pazienza. Fatti bella nel frattempo, magari aiuta. Magari sei già bellissima, non lo so, tu prenditi cura di te e poi c'è posto, non ti preoccupare che arriva, più grande però. Va bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, per essere stati presenti. Vi ricordo che le domande che non ho potuto rispondere questa sera per mancanza di tempo potrete propormele martedì, vi ricordo dalle 20:30 alle 21, arrivate presto così avrete la risposta, va bene? Vi ringrazio per la vostra compagnia, spero che vi siate divertiti con me e che abbiate avuto le vostre risposte per quelli che sono riusciti a farmele e a farmi le domande, insomma. Vi ricordo ancora che siamo presenti su Facebook e su Telegram, dei quali link per raggiungerci vi metterò traccia in descrizione a questo video e ogni giorno insomma abbiamo degli scambi e trasmettiamo insomma delle conoscenze sia di magia, di radionica, radiestesia, anche astrologia antica e dunque raggiungeteci. Per quanto riguarda i nostri appuntamenti invece ci rivediamo martedì 20:30 sempre su questo canale. Bene, vi aspetto e vi ringrazio per essere stati con me. Buonanotte, a presto.